Il sommario di questa settimana. Finimpresa in assemblea straordinaria. Edilizia, pronto il manuale. Camera di commercio, contributi alle imprese artigiane. Ed infine provincia e termoidraulici per gli impianti termici. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Finimpresa, la cooperativa di garanzia del sistema associativo di Confartigianato Imprese Belluno, ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per martedì 15 ottobre a partire dalle ore 18 presso la sede di Belluno. All'ordine del giorno la proposta di fusione con altri 3 confidi veneti. L'appuntamento è stato fissato per rafforzare il ruolo di Finimpresa in termini di dimensione e quindi di efficacia nel confronto con gli istituti di credito, ma soprattutto con il rilascio di una garanzia qualitativamente superiore che favorisca maggiormente l'accesso al credito delle imprese socie, incidendo di più anche sul relativo costo. Un manuale per le procedure di gestione e riutilizzo delle terre e rocce di scavo, resosi necessario per fare ordine a una normativa che in tempi recenti ha piuttosto complicato l'operatività delle piccole imprese, lo ha pubblicato la categoria edilizia, capitanata da Paolo Tramontini in collaborazione con il responsabile dell'ufficio ambiente dell'associazione, Maurizio Reolon. Il manuale sarà presentato a Feltre giovedì 17 ottobre alle ore 18 nella sala riunioni di Confartigianato in via Ligon 4. Analoga iniziativa si terrà invece venerdì 18 ottobre alle ore 18 a Sedico presso la sede del Centro Consorzi. Per partecipare è necessario inviare iscrizione entro martedì 15 ottobre ai seguenti indirizzi: il numero di fax 0437 933 274 oppure l'indirizzo email lbogo@confartigianatobelluno.eu. Dal 4 al 6 ottobre scorsi, presso il centro commerciale Incom di Trichiana, si è svolto il terzo salone dell'edilizia a cui Confartigianato Imprese Belluno ha concesso il patrocinio. Contribuire a un'iniziativa rivolta a dare visibilità e stimolo ad una categoria in evidente difficoltà, ha dichiarato in occasione dell'inaugurazione della manifestazione Dario Cavalet, vicepresidente di Confartigianato Imprese Belluno, non poteva che trovarci favorevoli. Cavalet nel suo intervento non ha mancato anche di sottolineare il bisogno per le imprese operanti bellunesi nell'edilizia di fare squadra, associandosi o consorziandosi per essere più forti, per poter operare anche fuori provincia e per evitare che siano le imprese provenienti da altri territori a conquistare quote nel mercato bellunese. Dal 14 ottobre al 13 novembre prossimi sarà possibile presentare alla Camera di Commercio di Belluno, esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno, le domande di contributi alle imprese artigiane per investimenti in dotazioni tecnologiche. Sono ammissibili spese per macchinari e attrezzature atte ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione, nonché per l'acquisto di nuove postazioni informatiche e l'adeguamento di elaboratori elettronici già disponibili, l'implementazione di reti attraverso acquisto di nuovi elaboratori, server, firewall, postazioni client e postazioni portatili. L'intensità dell'aiuto è del 50% a fondo perduto della spesa ammissibile. Bando e modulistica del bando sono scaricabili dal sito internet camerale www.bl.camcom.it. I termoidraulici, con il presidente Lavio Acaia, nei giorni scorsi hanno incontrato i tecnici della provincia di Belluno in merito al recente decreto emanato sulla manutenzione e ispezione degli impianti termici. Si è trattato di un incontro costruttivo, ha commentato il presidente di categoria Acaia, che ha permesso di inquadrare le linee guida delle novità introdotte. Vista la portata delle nuove modalità previste, il presidente Acaia ha chiesto ai funzionari della provincia di farsi promotori di un incontro per addetti ai lavori, dove esperti della materia illustreranno tutti gli adempimenti previsti dal recente decreto. Infine, alcuni appuntamenti in calendario settimana prossima. L'alimentazione dal 12 al 14 ottobre sarà a Sapori Italiani presso la fiera di Longarone con uno stand di degustazione e assaggi. Donna Impresa Belluno, mercoledì 16 ottobre alle ore 18 a Belluno presso la sala riunioni di Confartigianato Imprese darà il via all'edizione autunnale dei seminari Cultura d'Impresa. Nell'arco dei 4 appuntamenti programmati si parlerà di leadership declinata nel lavoro di staff, in quello di squadra e nella vendita e di social network, strumenti da introdurre in azienda in modo consapevole ma anche come potenzialità di sviluppo. Gli odontotecnici invece venerdì 18 ottobre alle ore 20:30 a Belluno presso la sala riunioni di Confartigianato Imprese organizzano una serata con l'esperto Lanfranco Santocchi. Ed ora, come di consueto, i servizi di approfondimento.
Sani in Veneto è l'assistenza sanitaria integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dell'artigianato dal contratto di lavoro. Copre qualsiasi prestazione sanitaria da loro sostenuta in oltre 6.000 strutture e medici convenzionati nella regione o in strutture di loro scelta. L'iscrizione al fondo è gratuita per i lavoratori. Sani in Veneto, l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato veneto. In qualità di presidente ANAP colgo questa occasione per ricordare ai nostri soci i nostri prodotti assicurativi e le nostre convenzioni. La prima polizza riguarda una diaria da ricovero ospedaliero per malattia o infortunio, riservata ai soci iscritti da almeno 180 giorni. Franchigia di 5 giorni oltre al giorno di dimissione. La diaria consiste in un rimborso pari ad €15 dal 6° al 15° giorno e ad €25 dal 16° al 30° giorno. Sono esclusi i soggetti affetti da insulinodipendenza, alcolismo, tossicodipendenza e AIDS. La seconda parte della polizza riguarda un risarcimento di €5.200 in caso di morte e di €7.800 in caso di invalidità permanente, proporzionale al grado di invalidità, per infortunio subito a seguito di circolazione di autoveicoli. L'ultima parte, denominata polizza argento, presta tutela agli associati nel caso subiscano furti o rapine, scippi o estorsioni, con rimborsi proporzionali al danno riportato. Va chiaramente redatta una denuncia presso un'autorità, Polizia di Stato o Carabinieri. Per usufruire dei rimborsi sopra elencati nelle polizze, il sinistro deve essere comunicato entro 30 giorni. Esistono convenzioni a carattere nazionale e più precisamente una polizza per assicurare l'auto online, tesseramento ACI con uno sconto di €20, assistenza medico-legale in presenza di possibili vertenze per mala sanità. Servizi scontati per la teleassistenza e telesoccorso, sconti con 2 case automobilistiche per l'acquisto di autoveicoli, sconti per l'acquisto di carburanti. Per quanto riguarda il territorio, possiamo utilizzare le seguenti convenzioni. Per l'erogazione di servizi presso gli sportelli CAF di Confartigianato, ai nostri soci è riservato uno sconto del 20% sulle tariffe in vigore. Centri medici territoriali con sconti dal 10 al 15% sulle tariffe fuori il Servizio Sanitario Nazionale, sconti su apparecchi acustici, ingressi a Longarone Fiere. Purtroppo molti associati al momento del bisogno non ricordano la presenza di questi vantaggi, quindi vorrei far loro presente che una telefonata in associazione o la lettura della circolare inviata all'inizio dell'anno e del notiziario L'Unione Artigiana può aiutarli. Oltre a ciò, sempre alto in noi l'impegno per il previdenziale, sanitario e assistenziale. Cerchiamo di tutelare i diritti e gli interessi dei nostri iscritti. Open Day settimana scorsa in Camera di Commercio a Belluno per l'imprenditoria giovanile e femminile. Giornata caratterizzata da workshop, conferenze, consulenze personalizzate e la presentazione del programma europeo Erasmus per imprenditori. Presenza importante quella di Confartigianato Imprese Belluno con Ivana Del Pizzol, presidente di Donne Impresa, che traccia per noi la situazione attuale dell'imprenditoria femminile in provincia di Belluno. A Belluno diciamo che abbiamo una discreta situazione, non meravigliosa perché il periodo è critico per tutti, non solo per l'imprenditoria femminile, però diciamo che questo settore tiene, l'imprenditoria femminile appunto tiene bene nel bellunese, che si è rivelato migliore rispetto al Veneto e migliore anche rispetto al totale nazionale, quindi direi che un po' di respiro ce l'abbiamo, speriamo di poter continuare così perché c'è voglia di crescere e voglia di fare, soprattutto di sviluppare il territorio.
Le donne, le imprese femminili nel bellunese ci tengono tantissimo, abbiamo scoperto, e anche se non vanno molto verso la tecnologia, hanno questo grande rispetto, questa grande voglia di far valere di più il proprio territorio. Come si caratterizza l'impresa femminile nel bellunese? Diciamo che per quello che riguarda il Confartigianato c'è il manifatturiero che sembra che tenga abbastanza. Abbiamo anche il settore dei servizi alla persona che ha una buona tenuta. Oltre all'artigianato, diciamo che le nuove aziende si rivolgono di più verso l'agricoltura, e io, questo è un pensiero mio personale, spero tanto nel turismo, anche se qui il discorso è più ampio perché bisogna fare cultura d'impresa. In un confronto con la realtà veneta, dove si distingue e dove arranca? Allora, rispetto al resto del Veneto, come dicevo prima, arranca tra virgolette, perché non è proprio sempre vero, ma comunque le percentuali sono queste. Forse l'imprenditoria si è buttata meno nel settore diciamo, della meccanica, considerato tipicamente maschile, e invece, appunto, come dicevo prima, molto di più, molto bene nel settore dei servizi, anche servizi alla persona. Questa giornata sembra aver dato i propri frutti, mosso giovani e donne e creato le basi per fare rete e condivisioni tra imprese artigiane. Oggi è una giornata dedicata proprio all'imprenditoria femminile e giovanile, e quindi direi che stiamo avendo veramente un grande successo, perché è da questa mattina alle 9 che si susseguono le iniziative e abbiamo sempre il pienone, quindi una bella iniziativa che piace, e spero che possa portare anche stimoli alle nuove generazioni, soprattutto alle imprese femminili e giovanili. Questo è l'obiettivo vero, soprattutto considerando che siamo piccole aziende, molte volte microimprese, e quindi è fondamentale puntare sulla rete. È proprio lì il cuore della questione. Se noi riusciamo a far rete, riusciamo ad essere più forti anche nei confronti del mondo esterno, diciamo così, perché dobbiamo essere in grado di competere con quello che è la grande distribuzione, la grande industria, e questo lo si fa solo mettendosi in rete. Al convegno anche la presentazione del programma europeo Erasmus per imprenditori. Con la rappresentante di Eurosportello Veneto cerchiamo di capire in cosa consiste questa nuova opportunità. Il programma Erasmus è un programma che è stato creato dalla Direzione Generale Imprese ed Industria, è praticamente un programma creato per fare collaborare a delle giovanissime imprese, ossia persone che hanno appena aperto un'impresa o che stanno per aprire un'attività imprenditoriale, possono avere l'opportunità di andare da un altro paese a lavorare con un imprenditore affermato, in modo da avere nuove conoscenze del mercato, capire un po' il funzionamento di una vera impresa, creare delle reti di collaborazione che possono aiutare a supportare il loro business, e per creare network di collaborazione fra le piccole e medie imprese, fra quelle che nascono e quelle invece via affermate. Quello è l'obiettivo del programma. Come si partecipa? È molto facile, molto facile. E gli imprenditori che vogliono ospitare un altro giovane imprenditore di qualsiasi paese dell'Europa semplicemente devono registrarsi nella piattaforma online del programma, e si registrano, è tutto un sito, è in inglese, ci sono diversi step, però è facilissimo come qualsiasi registrazione a qualsiasi pagina web, e devono inserire il loro curriculum. E invece per gli imprenditori, quello che chiamano new entrepreneurs o nuovi imprenditori, quelli che vorrebbero partire, vuol dire andare da un altro paese a lavorare con questo imprenditore, dovrebbero registrarsi nello stesso sito, inserendo anche loro il loro CV, facendo una descrizione breve descrizione della sua idea imprenditoriale, e devono caricare anche il business plan della sua impresa. Dopo, per questi giovani imprenditori, sia per i giovani imprenditori che per i new entrepreneurs, c'è un periodo di valutazione del loro profilo. Vuol dire, noi andiamo a controllare che tutta la documentazione sia a posto, e facciamo un breve colloquio che può essere nei nostri uffici o tramite Skype, dipendendo un po' della disponibilità delle persone, e dopo che questi profili vengono accettati sono pronti per partecipare nel programma. Quali sono i costi?
E i costi non sono nessuno, è un programma totalmente gratuito, sia per quelli che partecipano come new entrepreneurs, sia anche come per quelli che ospitano. Anzi, le cose buone di questo programma è che la Commissione europea prevede un rimborso delle spese per pagare i costi di vitto, alloggio e costi di manutenzione a quegli imprenditori che viaggiano da un altro paese. E questo rimborso spese è una tantum, è stato ormai fissato dalla Commissione europea e varia da paese a paese. Per farsi un'idea, per esempio, un giovane imprenditore che viene al Veneto e riceve, un nuovo giovane imprenditore di un altro paese d'Europa che viene al Veneto o viene in Italia, riceve 900 euro al mese. Un imprenditore italiano che viaggia a un paese come la Spagna ne riceve 830, invece per quelli che viaggiano al Regno Unito 1000 euro. Dipende un po' del paese e quanto costosa è la vita in quei paesi. Per cui varia un po' questo, no? Per questo si studia caso per caso, per questo è una bella cosa, questo finanziamento per i giovani imprenditori. In chiusura di Impresa Diretta il nostro numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Vi ricordiamo che Impresa Diretta torna settimana prossima su Telebelluno e Radio Belluno, ma la potete trovare anche su YouTube nel canale dedicato oppure all'indirizzo internet www.confartigianatobelluno.eu cliccando Sala Stampa, quindi multimedialità. Grazie per averci seguito.